quanto l'operatore che è da questa parte ha il controllo totale e di tutta la cartografia riguardante l'area dell'evento, pertanto se ci troviamo un evento fuori area o comunque in area, qui abbiamo la situazione totale di tutti gli uomini che sono e motorizzati per quanto concerne le ambulanze o gli uomini appiedati per quanto concerne le squadre appietate nel posto dello stesso evento che è accaduto. Tutto questo tramite degli apparati digitali che all'interno c'è il GPS, programmati a dovere per l'evento, e qui viene riportata tutta la situazione dell'area e non solo. Pertanto se ci sono degli autisti che non sanno dove si trova, in questo caso diciamo fosse un evento naturale, noi con questo programma che abbiamo installato abbiamo intorno a noi un'area pari a 8 km e qui abbiamo il primo ospedale utile, e ce n'è solo quello che si trova, pertanto da qui possiamo indirizzare tutte le squadre di soccorso nella zona del recupero o della degenza. Pertanto qui abbiamo in collegamento e le squadre motorizzate e da quest'altro apparato abbiamo in collegamento il ROL, l'ospedale, dove gli diciamo che sono in arrivo determinate tipologie di ferite, se si tratta di un T1, T2, come abbiamo visto nelle esercitazioni. Invece da quest'altra parte abbiamo la postazione HF, ossia lungo raggio, che possiamo comunicare o per un'evacuazione Medevac o possiamo inviare dei messaggi se siamo fuori area come Iraq, Afghanistan, in Italia, ma non solo che possiamo parlare in fonia con la stessa Italia, possiamo tramite un modem scrivere dei messaggi e inviarli in Italia. Gli arriveranno ai PC perché la dotazione, lo strumento è fatto che converte le onde radio in file, viceversa in Italia le riceve come onde radio e le commuta in file. Tutto questo ci sono dei ripetitori installati in VHF dietro da quella parte, dove la Croce Rossa Italiana ha 24 frequenze analogiche e 24 frequenze digitali, e su questo ci possiamo lavorare. Se dovessimo avere una sede distaccata per motivi di non so cosa dire, abbiamo quello strumento lì che al momento reale la stessa cosa ci dice dove si trovano i nostri infermieri, la nostra squadra sanitaria, con gli apparati, sempre perché ci sono dei GPS, e non solo, tutte le comunicazioni che vengono fatte e vengono ricevute dalle squadre vengono registrate. Il modulo è completamente autonomo, oppure si può compattare, come avete visto, con tutta la sala briefing, la fureria e la stanza del direttore sanitario. Il modulo ha un kit di batterie che, anche se va via la corrente come in questo caso, può staccare la corrente? Stacco? Sì, sì. Come avete visto non ci sono né sbalzi di tensione né nient'altro. Perché? Per assicurare comunque le trasmissioni. Gli operatori che sono qua dentro, se per caso il gruppo avesse problemi al di sopra delle 2 ore, cerca di gestire la corrente, chiuderà un neon, quell'attrezzo non gli serve, la macchina non gli serve, cioè terrà l'essenziale per andare avanti. Comunque vadano le cose, la maglia radio sanitaria e di protezione, di copertura sanitaria sono tutte assicurate. Posso fare una domanda cattiva? Sì. Questo è per caso lo stesso modulo che è stato portato a Cagliari, alla chiesa di Santa Maria di Bonaria, quando il Santo Padre è intervenuto a settembre? No, siamo andati a Cagliari per l'evento del Santo Padre, ma siamo intervenuti con il posto medico avanzato che attualmente si trova a Cagliari, è in possesso alla postazione di Cagliari.
perché noi abbiamo dei posti medici avanzati dislocati in tutta Italia, quale Bari, Cagliari, Palermo, Roma, Firenze, Torino e Verona. Cioè, se non fosse in piano non apriremmo le porte, per esempio le finestre. Quindi va bene un campo, ecco, un campo sportivo, ecco, per dire. Campo sportivo, oppure un campo che noi pretrattiamo con i mezzi movimento terra tipo Genio, quindi ruspe, pale meccaniche e cose del genere che abbiamo visto che ci servono per tenere terreno completamente pianeggiante e senza ostacoli. Qui abbiamo visto c'è un pochino tutta l'attrezzatura da ospedale, dal posto di primo soccorso, defibrillatore, sistemi di monitoraggio, sistemi per il rilevamento, analisi sanguigna e cose del genere. Vari paraventi, lettini. Bene. Tutti quanti chiusi e a seconda di Sono come servono modulari. li apri. Assolutamente. La cosa fondamentale è che noi utilizziamo il campo scuola per addestrare il personale, per confermare la qualità di addestramento già raggiunta, ma soprattutto per verificare i materiali in dotazione. Certo. Funziona? Cioè sapere che manca un infisso per una finestra a Castelnuovo di Porto ha una valenza piuttosto che saperlo in operazione in un momento critico, che dentro la scatola non c'era la finestra, non c'era l'infisso. Questo è un piccolo reparto di emergenza e ha gli stessi comodini che si usano negli ospedali. Anche gli stessi. È un container. No, questa è una scatola. Questa è una scatola che viene completamente smontata. I pannelli sono completamente rimovi. L'unico modulo fisso è il bagno.